Stanco di vedere quelle brutte unità esterne? Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili. Chiedi al tuo installatore o visita il sito www.tecnopoint.com. Ed eccoci ritrovati al nostro consueto appuntamento, bentrovati a tutti. Anche questa settimana gli schermi di Televenezia e della nostra trasmissione sono in trasferta. Ci troviamo esattamente nell'Hotel Sandos a Playa del Carmen, quindi notissima località turistica della penisola Yucatan, esattamente nello stato del Quintana Roo. E perché, già che ci troviamo qui, parleremo ovviamente oggi di turismo, perché la ripresa del turismo post-Covid non è uguale per tutti. Cercheremo di capire perché e cercheremo di capire soprattutto come si possono affrontare diversamente le situazioni e come sta avvenendo. Ne parleremo con Luigi Pasqualinotto, che è presidente del Consorzio di Promozione Turistica Jesolo Venice, oltretutto albergatore e responsabile del progetto Venice Sand. Buongiorno e benvenuto, grazie di essere con noi. Con noi c'è anche Vittorio Bonaccini, che è parte del consiglio direttivo dell'Associazione Veneziana Albergatori. Vittorio, buongiorno. No? Ho detto male? Buongiorno, sono presidente. Ah, presidente, le chiedo scusa, mi hanno mandato un'indicazione sbagliata, le chiedo scusa. Poi c'è con noi Paolo Minchillo, commercialista. Benvenuto anche a Paolo Minchillo, sempre collegato da Venezia. Buongiorno a tutti. Mentre qui con me in Messico ci sono Italo San Pablo, che è console onorario italiano qui a Playa del Carmen, ma anche e soprattutto pneumologo e quindi esperto in materia di Covid. Buongiorno Italo, ben arrivato con noi. Buongiorno. C'è con noi anche un imprenditore italiano, Luca Risso, che anche lui è qui a Playa del Carmen, ha un'attività turistica, parleremo anche con lui. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. E poi per ultimo il padrone di casa che mi sta ospitando, Javier Martinez, direttore generale dell'Hotel Sandos di Playa del Carmen. Buenos días, buongiorno. Director, parto con usted. ¿Cómo es la situación del turismo aquí en Playa del Carmen? ¿Ya se recuperó completamente? Bueno, desde mi punto de vista el turismo se está recuperando no completamente, pero sí ha tenido una gran recuperación. Considero que el incremento en el número de reservas está siendo rápido. Creo que hay muchas personas que tienen muchas ganas de viajar, muchas personas que llevan muchísimo tiempo guardadas y depende mucho del trabajo que se haga dentro de los hoteles para generar mucha confianza con los protocolos que estamos poniendo y llegar a generar un nivel de confianza máxima con la gente para siempre garantizar que la gente, cuando elijan un destino, elijan a Playa del Carmen y dentro de Playa del Carmen, obviamente, que tengan muchas opciones de hoteles y que puedan venir. Se ha multiplicado la cantidad de vuelos que están llegando y siguen creciendo día tras día, por lo que sí considero que estamos empezando a ver un mercado muy positivo y consideramos que siga creciendo también con el número de vacunas que estamos teniendo a nivel mundial a día de hoy. Perfetto, allora voi traducendo dice il direttore che si sta recuperando il mercato del turismo, certamente non è al 100%, sta recuperando rapidamente perché c'è una grande voglia da parte dei turisti di ritornare a fare turismo, tra l'altro all'aeroporto di Cancun stanno incrementando, da giugno partiranno anche dall'Italia nuovi voli, ovviamente bisogna però creare degli ambienti che rispettando le regole che sono quelle di distanziamento, di pulizia e quant'altro, diano fiducia all'ospite che viene negli alberghi perché possano entrare con sicurezza, visto che comunque il Covid è ancora una realtà. Grazie direttore e regreso con usted in poco tempo. Allora vengo da lei, dottor San Pablo, perché in realtà lei, a parte essere console onorario, è anche direttore della catena Ospitene e quindi avrà, direi, un polso abbastanza chiaro della situazione. Com'è la situazione del Covid qui in Messico? C'è stato un decremento di casi? Sì, in Messico è tempo che i casi stanno calando per motivi che non sappiamo. Difatti si aspettava la famosa terza ondata come è successo in Europa, qui non è arrivata e effettivamente i casi stanno calando.
e i casi che stiamo trovando a questo momento sono casi lievi, cioè non hanno bisogno dell'intervento ospedaliero, ma soltanto sono curati a casa loro. E volevo dire proprio che il Messico ha sempre avuto una politica di aprire le porte. Il Messico non ha mai chiuso le frontiere, sicuramente dei pochi paesi al mondo dove il suo lockdown è stato un lockdown molto soft, dove effettivamente si è detto bisogna restare a casa, però non ci sono state mai contromisure, diciamo, per castigare coloro che non le seguivano. Sicuramente perché è impossibile, c'è molta gente qui deve lavorare ogni giorno per mangiare ogni giorno. Per cui sempre c'è stata una sensazione di libertà, metto la parola libertà tra virgolette, e purtroppo a queste non misure, parlerei proprio di non misure, la situazione Covid qui è stata molto importante all'inizio. Non dimentichiamo che il Messico è il paese dove ha la terza tassa di mortalità al mondo, però dopo il giugno-luglio scorso, poco a poco i numeri sono andati calando e adesso sinceramente si fa una vita assolutamente normale. Grazie infinite. Vittorio Bonaccini, vengo subito in Italia a questo punto perché mi pare di capire che le tue esperienze non abbiano lo stesso tipo di feedback, di riscontro. Mi sembra che la situazione a Venezia sia molto diversa, purtroppo. Ahimè sì, ahimè sì. Direi che Venezia e le città d'arte stanno pagando effettivamente un prezzo salatissimo per quanto riguarda il Covid, per quanto riguarda la mancanza di turismo. Non me se ne voglia se io punterò un attimino sullo specifico di Venezia, perché Venezia ha cominciato a soffrire dal 12 novembre del 2019, quando c'è stata quella alluvione spaventosa, quindi 4, 5, se non addirittura 6 mesi prima che nel resto d'Italia. In realtà stiamo ancora pagando una serie di situazioni tremende e di incapacità gestionale dei due governi precedenti. Le manovre che sono state attuate a favore del turismo sono state assolutamente inique e totalmente insoddisfacenti. Aggiungo che adesso sta andando di moda una certa tendenza a polemizzare fra le città d'arte, la montagna è andata meglio, il mare è andato meglio, cioè non è quello il tema è che si tratta di aziende che necessitano evidentemente di volumi d'affari che hanno bisogno di essere supportate indipendentemente dalla località nella quale si trovano. Quello che deve far testo è esclusivamente la perdita di fatturato che abbiamo avuto effettivamente in questi sciagurati anni. Posso affermare senza tema di smentita che nella stragrande maggioranza delle aziende alberghiere di Venezia siamo arrivati a perdite intorno all'84-87% del fatturato, quindi siamo a livello di catastrofe sotto qualsiasi profilo. Questa è la realtà. Per quanto riguarda la situazione attuale, abbiamo direttamente registrato delle timide aperture, evidentemente a tariffe non sufficientemente interessanti. Voi sapete meglio di me che dal punto di vista pratico i contributi, gli stipendi non li si fa col numero di presenze, ma li si fa col fatturato. Certo, Presidente, lei ha toccato dei temi molto importanti che mi portano a tirare in ballo Paolo Minchillo, che di professione fa il commercialista a Venezia, perché lei parla degli alberghi, ma mi immagino che questa sia una catena, dottor Minchillo. Qui credo che il problema, e lei dovrebbe avere il polso della situazione, riguarda tutte le attività veneziane. Sì, riguarda tutte le attività veneziane e giustamente diceva il presidente Bonaccini che Venezia ha patito in modo particolare e direi soprattutto la Venezia insulare in quanto
vive praticamente col turismo, a differenza di altre città dove ci sono anche altri tipi di economia all'attere, per cui pensiamo altre città dove ci sono comunque industrie e pertanto la vita continua in qualche modo. Diciamo anche che il Covid, se è stato definito da tutti un virus democratico perché non ha guardato in faccia nessuno, altrettanto non si può dire della parte economica, perché questa è andata a colpire in modo diverso le varie aziende, e pensiamo anche adesso con la parziale riapertura dei ristoranti, la discriminazione che c'è tra i ristoranti che godono di un plateatico e quelli invece che non li hanno, che dovranno protrarre questa chiusura. E le attività, come dice giustamente, sono state penalizzate in modo diverso. Questo riguarda sicuramente tutte le attività che hanno a che fare col turismo, pertanto non solo gli alberghi, ma anche i ristoranti e le varie forniture agli alberghi, ristoranti e compagnia bella. Questo pertanto è andato veramente a incidere in un tessuto che, come diceva il presidente Bonaccini, era già stato minato pesantemente dalla alta marea eccezionale del novembre del 2019. Allora, prima di andare alle spiagge iesolane, Luigi, vengo poi subito da lei, volevo parlare un attimo con Luca Risso, perché lui ha fatto una scelta anni fa, ha deciso di venire a imprendere in Messico e mi pare che a questo punto, nonostante anche qui ci siano state delle problematiche, lei abbia o valuti la sua una scelta oculata alla luce di quello che sta accadendo. In che settore si è impegnato lei, Luca? Ma io ho iniziato 7 anni fa con un piccolo ristorante e adesso abbiamo 4 ristoranti, forniamo gli hotel di pasta fresca e bene, sono molto contento della scelta. Sicuramente è stato un crescimento lento, però continuo. Quindi la scelta credo che è stata, soprattutto in questo momento, per quello che sta passando nel mondo, una scelta ottimale. Diceva il dottor San Pablo che qui in realtà la situazione non è mai stata, soprattutto dopo la prima fase, così drammatica, ovvero è stato tutto aperto, bene o male la gente poteva andare al ristorante, non c'erano problemi di chiuso aperto, ovvero le regole sono state molto elastiche. Beh, diciamo che quando la pandemia è iniziata nel mondo, la situazione sta molto complicata anche qui. Io mi ricordo il mese di marzo dell'anno scorso che abbiamo chiuso per quasi 3 mesi. Per 3 settimane la chiusura è stata totale. Dopo 3 settimane c'è stata la riapertura solo con il Parajevar. E il Parajevar, aiutami Patrizio, il Parajevar è per l'asporto. Sì, per l'asporto. E quindi per asporto. E abbiamo incominciato a lavorare con quello. Però sì, dopo 3 mesi abbiamo riaperto le attività e diciamo che è incominciata una vita abbastanza normale, per arrivare a questo punto che già qua sono diversi mesi che la vita è tornata a una normalità, diciamo una mezza normalità, sicuramente con attenzione rispettando alcune regole minime, ovviamente soprattutto nei ristoranti perché comunque c'è un contatto diretto fra il personale e il cliente, però qui si vive una vita normale. Allora arrivo da lei, come ho detto, dottor Pasqualinotto. La situazione a Jesolo, poi vedremo un servizio filmato, insomma non è rosea, si parla di disdette per via del coprifuoco che durerà fino al 31 luglio, regole incerte, non si capisce un giorno per l'altro cosa succede. Sto esagerando o sto fotografando la realtà? Sta fotografando abbastanza correttamente la realtà, nel senso che purtroppo quello che più ci fa male dal punto di vista della programmazione, ma anche dell'operatività spiccia, è proprio questa totale incertezza, il cambiamento da un giorno all'altro delle regole. È preferibile un no certo, con delle tempistiche chiare, che un sì, vedremo, facciamo il possibile, forse riapriamo, forse no. Il no certo ci permette di programmare, ci permette di approcciarci alla stagione in maniera abbastanza intelligente e operativa. Le incertezze purtroppo fanno sì che l'abbrivio per esempio di gennaio, dove a livello di prenotazioni eravamo sicuramente
rinfrancati da quello che ci aspettava anche per maggio, per i ponti classici dei tedeschi, che sono insomma il nostro bacino di utenza più classico, c'è proprio un andamento chiaro tra prenotazione e cancellazione, per cui pick up e cancellation, riguardo ai vari decreti che vengono man mano insomma, diramati a livello centrale. E quindi quello che si è costruito ieri oggi svanisce e ti ritrovi ad aver fatto delle proiezioni che poi insomma hanno una volatilità, soprattutto nel pre-stagione, abbastanza rapida e non indolore. Detto ciò, sulla stagione pura, diciamo su luglio, agosto e settembre, mi sentirei in un certo senso di aprire a un segnale di speranza e di ottimismo, nel senso che calcolando l'andamento epidemiologico dell'anno scorso e calcolando appunto le curve in prossimità e in concomitanza con l'estate, siamo leggermente sopra le prenotazioni dello scorso anno, già ad oggi, già a livello generale, ma anche a livello proprio di pick up, nel senso nel momento in cui entrano le prenotazioni. Per cui insomma sulla stagione pura mi sentirei di spendere un mezzo sorriso. Resta Io non la vedo, ma problematica. so che lei ha le dita incrociate sotto la telecamera, vero? Rispetto. Mi scusi se l'ho interrotto. Incrociate va bene, è già generoso. Voglio dire, il nostro, io faccio l'albergatore da un lato, ma dall'altro insomma ho in carico la promozione di questa città dal punto di vista turistico e anche di parte della costa, ovviamente in unione e in sinergia con gli altri presidenti delle spiagge venete. È difficile prevedere anche un piano di azione non avendo certezze, cioè ad oggi si deve entrare, si deve fare la quarantena, 5 giorni, 10 giorni, l'Austria ha emanato un certo tipo di decreto sanitario, la Germania un altro. È chiaro che così si va veramente no male di più. È altrettanto vero che quando ci sono delle tiepide aperture, il mercato risponde immediatamente. Per cui questo ci conforta sicuramente da questo punto di vista. Ripeto, le mostro le mani, Certo. ma probabilmente 2 secondi Va fa bene. erano altrove. Allora Presidente, passo da lei che si occupa di hotel e regreso con Javier Martinez, che è il direttore generale di Sandoz Caracol. Director, estábamos comentando desde Italia que el problema es la incertidumbre de las reglas que han, creado muchos problemas por los turistas, por los emergentes, todo lo que trabaja en el sector turístico. Aquí, la experiencia de usted, parece que en México el tema de no tener frontera cerrada y todo esto ha facilitado mucho el sector turístico. Bueno, yo creo que el sector turístico hemos tenido que reinventarnos completamente debido a que nosotros nos dedicamos sobre todo al mercado internacional. Entonces, eso es, desde mi punto de vista, algo que nos ha hecho aprender mucho durante esta pandemia y, como dicen, aprender a pescar en diferentes mares. ¿Qué sucede? Nosotros estábamos muy acostumbrados a un cierto mercado, obviamente este es nuestro cliente, así funciona nuestro cliente y a trabajarlo siempre de la misma manera. Sin embargo, ahora cuando comienza todo el tema de la pandemia y tenemos que empezar a hacer cosas nuevas porque esas fronteras empiezan a cerrar, aprendimos a buscar en diferentes lugares, a adaptarnos a diferentes culturas también, porque hay diferentes tipos de personalidades y de diferentes lugares que están llegando con nosotros, pero al final gran parte del mundo sigue abierto, no porque un lugar cierre en particular, nosotros tenemos que cerrar las puertas por ellos. Si nosotros seguimos haciendo las cosas bien, es cuestión de irnos a buscar mercado en otros lugares y obviamente ir adaptándonos a las necesidades de dichos mercados para continuar y para que obviamente pues la Riviera Maya siga creciendo.
Muchísimas gracias, direttore. Traduco praticamente, a parte lo spagnolo è molto simile all'italiano, ma comunque il direttore ha detto che sì, certamente è stato un problema generale, ha creato un problema a tutti quanti, ovviamente si sono dovuti reinventare, hanno dovuto andare a pescare in differenti mari, che è ovviamente un esempio molto calzante, hanno dovuto cercare di adattarsi a questa pandemia, trovando degli altri canali, soddisfacendo pubblici diversi e ovviamente lasciando aperta la porta ai vari interlocutori di tutto il mondo. Devo dire che in questo la Riviera Maya è stata facilitata perché è un mercato strutturalmente, è sempre stato un mercato internazionale, arrivano dal Sud America, dall'Asia, dall'Europa, soprattutto dal Nord America, e quindi evidentemente in questo sono stati facilitati, ma anche loro hanno avuto il bel da fare per tenersi al pari. Regresso con usted al ratto. Prima di proseguire la trasmissione, visto che si parlava di inventiva, io, se Matteo mi aiuta, manderei in onda il servizio del nostro telegiornale di Maria Stella Donà sulla prenotazione del bagnasciuga come sistema per agevolare gli hotel, in modo tale che vediamo che anche da noi ci ingegniamo per trovare delle soluzioni. Mandiamo il servizio filmato in onda. Fronte Mare su prenotazione, anche se gratuitamente. È l'ultima frontiera per cui si stanno mobilitando i concessionari delle spiagge iesolane in vista della riapertura della stagione balneare. La Federconsorzi Renili Lido di Jesolo, insomma, prova a mettere le mani sul fronte della spiaggia tra il bagnasciuga e la prima fila di ombrelloni, e lo ha fatto mettendo nero su bianco la richiesta in una proposta presentata al Comune. In soldoni, gli albergatori per i loro clienti, ma anche i villeggianti, la scorsa estate hanno avuto difficoltà a trovare un posto spiaggia, un po' perché il numero di ombrelloni è diminuito a causa dell'aumento della distanza tra una postazione e l'altra, era di 12 metri e si attende di capire se la stessa distanza sarà confermata anche per il 2021, un po' perché anche la fascia fronte mare è stata occupata dai pendolari che solitamente usavano la spiaggia libera e l'hanno trovata occupata da chi aveva prenotato, dato che già nell'estate 2020 la spiaggia libera è stata assegnata a chi la riservava tramite il sistema di prenotazione G-Beach App. Anche se la novità di quest'anno è che oltre ad usare la app per ottenere un posto, si potrà chiederlo in tempo reale direttamente nei punti di accoglienza a chi gestisce lo stabilimento balneare accanto, e buona fortuna. Insomma, abbiamo visto che la necessità aguzza l'ingegno. Io sorrido, ma non c'è molto da sorridere in realtà. Prima però di ritornare a Venezia e Jesolo per approfondire l'argomento, vorrei parlare nuovamente col dottor Italo Sanpaolo, perché lui vive in Messico, ha le sue attività in Messico, come dicevamo è il console onorario d'Italia qui in Playa del Carmen, ma è italiano. E io vorrei una sua analisi, se la sente, dottor Sanpaolo, sulla comparazione fra i diversi approcci istituzionali politici nella gestione di questa emergenza dal punto di vista turistico. Mi sembra di aver letto fino adesso delle posizioni completamente contrastanti fra l'Italia e il Messico. Allora, adesso che non ci sente nessuno posso parlare, no? Che ti volevo dire? Allora, qui il problema è che si sono prese misure più dal punto di vista del marketing che non dal punto di vista della scienza, no? Questo è un fatto che... E poi è una malattia che nessuno sa niente, ogni giorno conosciamo cose nuove, e dove c'è sempre il guru che pensa di sapere tutto, e quello è sempre uno che dice di no, e alla fine il discorso è sempre un discorso troppo poco strutturato e con troppe cose incerte. L'unica cosa certa è che questo è un virus che viene trasmesso con l'aria, per cui l'unica misura che veramente serve è la distanza, perché se non c'è l'aerosol non si aspira, e per cui non ti infetti. Per cui la mascherina e la distanza sicuramente sono le uniche due misure effettive. Se dopo deve essere 1,5 metri, 2 metri, 12 metri, allora lì possiamo entrare in un altro discorso che non ha neanche senso. E poi effettivamente il famoso vaccino che sta cambiando assolutamente le cose. Dicevamo che il Messico, una delle cose che ha fatto per attrarre i clienti è stato fare il tampone dentro gli alberghi. Lì le cose sono veramente cambiate. Noi ti posso dire che in questo momento stiamo facendo 100.000, 200.000 tamponi ogni mese in tutta la Riviera Maya per turisti, assolutamente quasi tutti sono americani in questo momento, però questo ha cambiato veramente le cose, cioè stiamo facilitando
il controllo del virus dentro l'albergo, per cui come si chiama? Il cliente non deve neanche uscire, non deve cercare il medico, entra in albergo e con il suo budget ha anche il controllo del tampone e esce e se ne va. E questa è stata, io direi che questa è stata proprio la misura che ha cambiato le cose e che ha permesso questo nuovo boom, perché abbiamo un sacco di turisti, sono tutti americani in questo momento, per motivi politici, perché il canadese non può uscire ancora dal paese e gli europei stanno cercando di uscirne, ma invece gli americani hanno carta libera e per cui non hanno nessun problema per fare gli esami e tornano a casa tranquilli. E un dato che vorrei porre di questi tamponi che stiamo facendo in questo momento, che ti dico sono 100.000 a marzo, 200.000 ad aprile, soltanto il 0,30% sono stati positivi. Questo vuol dire che il movimento di gente infetta è molto molto piccolo. E quindi non si trasmette il virus, non si trasporta dagli Stati Uniti al Messico. Molto interessante. E prima di andare a Jesolo, Presidente Bonaccini, vengo da lei perché io conosco molto bene il Messico, tra l'altro ho fatto il direttore di hotel qua, quindi ho avuto esperienza diretta in questo settore, ma la cosa che mi lascia perplesso è la comparazione non tanto con Jesolo, ma proprio con Venezia. Le spiego perché. E il turismo in Messico è un turismo praticamente di tutto l'anno, ovviamente un turismo di mare, però per questioni climatiche direi 365 giorni all'anno, che è un po' come il turismo di Venezia. Potenzialmente Venezia, essendo una città d'arte, tutto il mondo vuole almeno una volta nella vita passare per Venezia, ha 365 giorni all'anno di potenziale turismo, però la realtà è diversa. La realtà è indubbiamente diversa. La realtà è indubbiamente diversa principalmente in questo periodo di pandemia che sta massacrando l'economia mondiale e quella europea e quella italiana in particolare, perché rammento che in termini di economia stiamo soffrendo non poco, siamo poco superiori alla Grecia, ma sempre costantemente per coerenza fanalino di coda in Europa. Ciò detto, è evidente che nel momento in cui vengono a mancare determinate situazioni, il turismo non può effettivamente camminare. Esiste una percentuale considerevole, altissima, di persone che sta posponendo direttamente l'idea di viaggiare, sta cambiando la voglia di viaggiare. La cosa più terribile che sta succedendo è proprio il fatto che le persone che vogliono frequentare determinate realtà si pongono il problema. Io stesso personalmente avrei qualche dubbio se mi offrissero un weekend a Parigi. Mi muovo, non mi muovo, vado, non vado. Proprio per questo clima di incertezza derivante dalla situazione sanitaria. Altro discorso. Per quanto riguarda Venezia, Venezia ha un turismo sostanzialmente a sé stante, fra virgolette, parlando del turismo buono, fra virgolette, che giunge sostanzialmente nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, poi settembre e ottobre. Fortunatamente abbiamo dei motori culturali che sono straordinari, mi riferisco direttamente alla Biennale, mi riferisco al Gran Teatro La Fenice, al Ca' Foscari, all'Ateneo Veneto, abbiamo anche quest'anno il riproporsi della fiera delle imbarcazioni all'Arsenale, quindi Salone Nautico di Venezia. Ci sono tutta questa serie di attività. Perché non durante tutto l'anno? Perché non durante tutto l'anno è impossibile, perché in questa fascia esattamente che ho citato si concentra un turismo culturale, un turismo di elite, un turismo che ricerca in Venezia quello che Venezia è da sempre in grado di offrire. Questa pandemia ci deve dare la possibilità di riuscire a capire come vogliamo imparare a gestire la nostra città. Nel caso di specie siamo ancora disponibili a immaginare di ricevere quintali 35-40 mila pendolari al giorno. Io direi personalmente,
e non è una difesa di categoria, ma parlo da veneziano, è una difesa della città. Credo che una media di 35-40 mila persone al giorno non sia ipotizzabile. Cioè, entriamo nell'ordine di idee che Venezia è una situazione, è un museo a cielo aperto sotto il profilo architettonico, ma è una città viva, con aziende, con imprese che devono assolutamente operare. Nel momento in cui noi non siamo messi nella condizione di operare, si va a sgretolare direttamente il tessuto sociale e il tessuto economico della città. Veda, quando c'è stata l'acqua alta nel 2019, io da veneziano e da presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori mi sono sentito francamente devastato per il silenzio delle istituzioni, per la non partecipazione delle istituzioni al dramma che la nostra città stava vivendo, principalmente sotto il profilo turistico, al punto tale che ho avuto la necessità di rappresentare al mondo quello che Venezia stava vivendo. Siamo arrivati giù a Roma, siamo andati al centro della stampa estera, abbiamo fatto direttamente una conferenza stampa con più di 200 erotte persone, a nostre spese abbiamo invitato direttamente i giornalisti stranieri. Per Carnevale hanno venuti più di 150 giornalisti a rendersi conto di cosa è Venezia, come si vive a Venezia e perché si vive a Venezia. Le dico solo una cosa, la mancanza di informazione è drammatica. Nel momento in cui l'informazione non gira, tu pensi che Venezia fosse ancora direttamente allagata. Ed è drammatico. Io mi sono sentito dire da un americano: avete bisogno di ospedali da campo, avete bisogno di gommoni. Allora, lei capisce che nel momento in cui tutto ciò avviene, significa che il sistema paese non sta funzionando. Nel momento in cui lì c'è privato... anche... Presidente, la interrompo anche perché dobbiamo andare in pausa pubblicitaria. Certo. Facendo questo lavoro da 30 anni le posso anche dire che la responsabilità molto spesso è dei mezzi di comunicazione, perché quando c'è il sensazionalismo ovviamente riempiono pagine e ore di trasmissione, poi quando c'è da dire che le cose sono ritornate normali probabilmente se ne dimenticano. Le chiedo scusa se l'ho interrotto, purtroppo abbiamo anche noi i nostri obblighi pubblicitari, ma andiamo in onda alla pubblicità e tra poco ritorniamo con voi. Rispetta la facciata della tua abitazione. Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili senza l'unità esterna dell'impianto. Facili da installare, silenziosi, interamente made in Italy e altamente performanti, sia con tecnologia ad aria che ad acqua. Con Tecnopoint addio alle brutte unità esterne, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. www.tecnopoint.com. Aderisci al circuito Venetex.